cari viaggiatori della conoscenza, benvenuti al nostro canale per questa terza parte dedicata ai diritti del cittadino dell'Unione Europea. Sono veramente dispiaciuto di dovervi dare due notizie, in realtà una è buona e l'altra un po' meno. Quella sgradevole rappresenterà un dolore profondo per i fan di Gianluca, che in questa occasione sarà assente e ha lasciato a me l'intero onere di produrre questa puntata. La notizia buona è che non gli è successo niente, sta benissimo, è soltanto oberato di impegni e non riesce a partecipare e siccome non volevamo lasciare in sospeso troppo lungo il discorso, abbiamo optato per questa soluzione di ripiego. Eccomi qua. Nella prima puntata abbiamo fatto cenno al capo 1 che è dedicato alla dignità della persona. È inutile che ve lo ricapitoli tutto, in ogni caso in descrizione ci sarà il link, quindi ve lo potete andare a vedere. Nel secondo capo, invece, il tema era quello della libertà. Oggi ci occuperemo del terzo capo, ma prima di partire con i punti dedicati al capo terzo, che è intitolato Uguaglianza, vorrei ricordarvi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di condividere i contenuti del canale stesso, ma soprattutto di prestare la massima attenzione alle parole perché all'interno delle parole si nascondono a volte dei piccoli trabocchetti. Ora non mi rimane che la frase di rito, che è via la sigla. E rieccoci. Il capo terzo, che come ho anticipato prima è intitolato Uguaglianza, ha una caratteristica abbastanza particolare. Mentre i primi due capi sembravano un po' freddi e distaccati, a volte addirittura lapidari a volte addirittura lapidari nelle loro descrizioni, questo sembra stato scritto da una persona diversa, un soggetto dotato di un forte senso dell'umorismo, perché sembra che abbia un sottofondo di ironia che si nasconde nelle sue descrizioni. Partiamo con l'articolo 20, che si intitola Uguaglianza davanti alla legge. Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Adesso magari qualche dubbio potrebbe anche sorgere perché nel caso di contestazioni o di provvedimenti legali, avere una schiera di 12 avvocati oppure doversi avvalere di un difensore d'ufficio forse non porta proprio gli stessi risultati, però non è certo pregnante la cosa, la legge in realtà sarebbe sempre la stessa. Articolo 21, non discriminazione. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare. Elenco. Sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura. C'è una libertà di opinione assoluta in questa descrizione. Per di più si aggiunge che non sono discriminanti neppure l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, quindi ricchi e poveri sono di nuovo considerati uguali, la nascita, spero che tutti siano nati, però non so esattamente cosa voglia dire, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Quindi, come nel gioco del nascondino, liberi tutti. Paragrafo secondo. Nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea e del Trattato sull'Unione Europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Qui probabilmente ci sono dei trattati che permettono invece delle discriminazioni e quindi il discorso rimane aperto e purtroppo non vedo riportate delle note che facciano riferimento a questi trattati particolari, però sicuramente con un'approfondita ricerca in internet si potrebbero anche trovare. Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica. L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica e quindi, sulla base di tutto ciò, sembrerebbe che una nazione, un paese che non rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica non potrebbe assolutamente rientrare nell'ottica e nell'orbita della comunità dell'Unione Europea. Articolo 23. E qui il sottile spirito ironico compare in una forma che non è troppo dissimulata. Parità tra uomini e donne. La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e retribuzione. Tanto di cappello, cioè, vorrei dire, non c'è nulla da eccepire e sarebbe assolutamente bello. Però il principio della parità, di cui sopra, non osta al mantenimento, all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Il sesso sottorappresentato sotto non so che cosa potrebbe avere dei vantaggi specifici che vanno completamente e assolutamente in antitesi con la parità di cui sopra. Quindi c'è una parità che però ha delle possibilità di deroga. Articolo 24. I diritti dei bambini. I bambini hanno il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Tanto di cappello, ci mancherebbe altro. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano, quindi la propria opinione non si devono fargli fare degli altri, sti cavolo di bambini, ma l'opinione viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Quindi dovrebbe esistere da qualche parte una tabella che permette di valutare fino a che punto possano esprimere un'opinione in base all'età e alla maturità e riuscire anche a stabilire la maturità dei bambini suddetti. Siccome non si tratta di frutta e verdura, è abbastanza complicato riuscire a definire esattamente i limiti in cui questi bambini possono esprimere l'opinione. Capoverso seguente, 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Tanto di cappello nuovamente. Capoverso 3. Ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Quindi se il bambino è stato definito in grado di esprimere un'opinione coerente con la sua età e con la sua maturazione, può mandare a quel paese uno o entrambi i genitori e non intrattenere regolarmente relazioni personali, anzi non intrattenerle per niente. Articolo 25. I diritti degli anziani. Avevamo i bambini, ecco qua che finalmente abbiamo anche gli anziani. Ci sarà una disparità? Speriamo di no. L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Ci mancherebbe altro. Sei anziano, levati dai piedi, non puoi partecipare alla vita sociale. Però va bene, cioè, è giusto che venga stabilito. Articolo 26, terza categoria che viene presa in considerazione, inserimento dei disabili.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Quindi abbiamo un'integrazione totale anche delle categorie che sarebbero più fragili e questo va benissimo. Però rimane un punto in sospeso. Il capo terzo è finito e quindi tutto ciò che riguarda l'uguaglianza si è risolto in 6 articoletti, anche in alcune occasioni un po' ambigui, o perlomeno un po' spiritosi, come dicevo all'inizio, e tutto quanto si chiude così. D'accordo, è giusto non fare un trattato infinito o scrivere una calata di testo complessa e illeggibile, però magari qualche piccola precisazione o, come dicevo prima, delle note che facciano riferimento a ciò a cui i legislatori si appunto riferiscono, magari sarebbe stato interessante. A questo punto però i nostri ascoltatori più fedeli staranno già aspettando la pubblicità fantasiosa che abbiamo inserito nei vari filmati che fanno capo alla playlist Scheletri nell'armadio. E infatti, a questo punto, eccovi la nuova pubblicità. Mi raccomando, in questa precisa occasione, chiunque volesse acquistare il prodotto, e non vi anticipo di che cosa si tratta perché lo capirete in modo molto evidente dallo spot pubblicitario, potrà mandare un commento e nel commento mettere l'immagine di un pinguino in vacanza in modo da poter accedere alla lista di ordinazioni e ricevere il prodotto. Anche in questo caso ho una buona notizia da darvi e si tratta della non limitazione degli acquisti. In questo caso potete ordinare tutti i prodotti che volete e se ne volete 7 dovete mettere 7 pinguini in vacanza, se ne volete uno solo è sufficiente un singolo pinguino. Via la pubblicità. Con la nostra applicazione in soli 5 secondi inizierà il tuo viaggio. Laggiù, tra le lande desolate, la tua trasformazione inizierà e con la trasformazione anche l'integrazione con la tua personalità profonda, multietnica. Ecco, sei giunto alla meta. Il tutto grazie a Peerless Brain Reset. Non dimenticarlo. Peerless Brain Reset. Tu ora sei te stesso, indossi una camicia bianca e verde e la freccia rossa ti indica con precisione. Peerless Brain Reset. Bene, ben ritrovati. Il capo quarto, che si intitola Solidarietà, è decisamente più lungo di quello precedente e quindi inserirò soltanto alcuni degli articoli e poi nella prossima puntata lo concluderemo, perché altrimenti il filmato diventerebbe un po' troppo lungo e forse noioso. Questo capo quarto, intitolato Solidarietà, non è stato scritto dallo stesso personaggio del capo terzo. Qui il senso dell'umorismo è sparito e rimane invece una facoltà di arrampicarsi sugli specchi che sembra veramente degna di un equilibrista. Attenzione. Articolo 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. Cosa potrebbero consultare? Forse i registri fiscali, le entrate, le uscite, i clienti, ma leggiamo come viene definita la direttiva. Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile, anche questo, il tempo utile, nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali, usi, costumi, abitudini nazionali e condizioni previste dal diritto comunitario.
sempre non specificato niente, i livelli appropriati non hanno una definizione, anche in questo caso non c'è una nota e per cui lo prendiamo per buono. Articolo 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive. I lavoratori e i datori di lavoro o le rispettive organizzazioni, quindi un'organizzazione sindacale o un'organizzazione di imprenditori, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, questo qui c'è il vizio veramente della prassi nazionale, comunque, che diritto hanno? Di negoziare e di concludere contratti collettivi ai livelli appropriati, anche questo che cos'è appropriato lo sa soltanto lui, e di ricorrere in caso di conflitti di interessi ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Quindi attenzione che se per caso un'organizzazione imprenditoriale decidesse uno sciopero nazionale, i dipendenti si troveranno ad andare a lavorare senza i titolari o senza i loro rappresentanti. Ci sarà l'anarchia totale o lavoreranno più tranquilli di prima? Questo è da vedere. Spero però che i rappresentanti aziendali non se ne vadano lasciando chiusa l'azienda, altrimenti non sarebbe più sciopero ma serrata. Comunque, articolo 29. Questo è dedicato a tutti coloro i quali stanno cercando un'occupazione lavorativa. Diritto di accesso ai servizi di collocamento. Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Adesso io non sono perfettamente al corrente della situazione del servizio di collocamento gratuito offerto ovviamente dallo Stato, perché non può essere l'Unione Europea che fornisce questo servizio, però a quanto mi risulta ci sono una marea di negozi che si occupano proprio del collocamento e sembra che, vista la quantità delle attività imprenditoriali aperte in questo ambito, quello del collocamento gratuito non sembrerebbe essere molto efficace perché altrimenti non ci sarebbe alcun senso di aprire attività di collocamento non gratuito e quindi gestite da un ente privato. Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato. Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e le prassi nazionali. Questo è il signor prassi nazionali, non molla la presa. Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque. Capoverso 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Quindi giuste ed eque erano sane, sicure e dignitose. Sempre i parametri di definizione sono abbastanza laghi, comunque possiamo andare avanti lo stesso con il nostro amico equilibrista e che ama terribilmente le prassi nazionali. Capoverso 2. Ogni lavoratore ha il diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Quindi una limitazione ad ampio spettro della durata del lavoro, dei periodi di riposo giornalieri, settimanali, ferie annuali retribuite, quindi tutto molto ben definito, molto chiaro e molto preciso, i diritti delle condizioni di lavoro giuste ed eque non fanno assolutamente una piega e non lasciano adito ad alcun dubbio. Mi fermerei con l'articolo 31 perché il prossimo entra in un ambito ancora un pochino più complesso e vi ricordo, se possibile, di partecipare con alcuni commenti facendo magari riferimento, per chi ne avesse avuto l'occasione, al funzionamento eccelso dei centri di collocamento gratuiti. Se qualcuno avesse avuto occasione di vedere in prima persona lo sciopero dell'organizzazione imprenditoriale
alla quale appartiene la ditta per la quale lavora, anche quella sarebbe una testimonianza interessante, e ancora più interessante se ci fosse un soggetto in grado di definire con precisione quali siano i livelli appropriati che definiscono il diritto dei lavoratori e dei loro rappresentanti ad essere informati delle condizioni dell'impresa, perché questo veramente, scusatemi, ma mi sfugge. Non mi rimane che salutarvi, vi porto anche i saluti di Gianluca perché mi ha pregato di farlo e vi do appuntamento alla quarta parte in cui proseguiremo la lettura del capo quarto destinato a chiarire che cosa significa per la comunità europea e per i suoi cittadini solidarietà. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento. Cari viaggiatori, a presto.